Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, siamo su MotoGP 15 raga, siamo su MotoGP 15 e siamo all'ultima gara, la resa dei conti a Valencia. Marquez a 5 punti di vantaggio su Valentino, cioè il Comendone, e Lorenzo. Purtroppo ragazzi, qualificazione veramente spaventosa, una qualificazione schifosissima, siamo addirittura ultimi, la vedo abbastanza dura per la gara. Dobbiamo fare un miracolo, c'è anche la pioggia, proprio a Valencia con la pioggia non mi trovo completamente, quindi ho paura di salutare MotoGP con la sconfitta quotidiana. Speriamo di no, chiaramente, speriamo di no, però sarà un'impresa titanica, forse la più grande su questo gioco. Vabbè raga, siamo pronti. Gran Premio di Valencia, ultima tappa del mondiale. Vai raga, vai raga, vai raga, vai raga, vai raga, siamo partiti. Vai subito. Vai Valentino. Dai, comunque bisogna stare attenti subito perché la prima curva è pericolosissima, raga. La prima curva è veramente fastidiosissima. Attenzione, attenzione, ma la superiamo anche abbastanza bene per fortuna. Dai, 19esimi. Attenzione qua all'interno, mamma mia, ecco qua parte Hernandez, è partito Hernandez, signori, molto bene. Mamma mia che rischio, mamma mia che rischio. Un rischio veramente incalcolabile. Vai Comendone, vai Rossi, siamo 13esimi che dobbiamo recuperare il più velocemente possibile perché sennò veramente scappa via Lorenzo e Marquez, scappano via. Attenzione qua, vai d'interno, molto bene. 11esimi, dai che ci siamo, Purtroppo la pioggia rompe abbastanza i coglioni qua a Valencia, non sono abituato. Qua c'è la lotta con Ridley Scott Reading. Vai Comendone, portaci a casa l'impresa, puoi fare una delle più belle gare della tua vita, speriamo. Smith, attenzione, mamma mia, siamo ottavi, già ottavi dopo neanche un giro, fioi. Veramente si gode a cannone. Adesso c'è Petrucci non è da superare il più velocemente possibile perché se no so cazzi. La traiettoria un po' così del Cume, ma va bene, attenzione, internazzo puro. Per Petrucci niente da fare, Petrucci non ce la fa, rimaniamo al 7° posto, bravo Vale. Intanto fastest lap di Lorenzo 1.38 740. Dai fioi, tutti insieme, ho bisogno della vostra grinta ragazzi, ho bisogno del vostro supporto comendiano, solo con il vostro supporto posso fare qualcosa. Tanto giro record di Rossi, e di Rossi il giro record del primo giro. Adesso inizia il momento più difficile raga, perché comincia, mamma mia che rischio. È veramente il momento più duro perché se come si dice, adesso cominciano i piloti più veloci e se Lorenzo e Marquez scappano via il mondiale è andato, però comunque la rimonta c'avevamo ancora 7 giri di tempo per recuperare. Mamma mia, scodate come indiane pazze, mamma mia, proprio il De Cresi Kuma è tornato ragazzi, il De Cresi è tornato. Vai Valentino, spacca fuori tutto Vale, spacca fuori tutto. Sono ancora lontani, Iannone, Escargot, Patatone, Iannone e Escargot. Sono teso raga, perché la posta in gioco è altissima, voglio finire alla grande con questo MotoGP 15, voglio finire veramente bene. Dai Cume. Tanto Iannone e Spargaro si stanno veramente massacrando a vicenda, devo recuperare velocemente perché Lorenzo e Marquez se ne stanno andando e noi per vincere il mondiale dobbiamo per forza arrivare primi. Poi bisogna capire anche se Marquez ha fatto più vittorie, ne ha fatte più, io penso più io, però non ne sono sicuro. Cerchiamo di sfruttare la scia di Iannone, giro record di Marquez 1.35 206. Dai fioi, dai cazzo, tutto il vostro supporto, tutta la vostra grinta. Che sorpasso, mamma mia! Questo è un sorpasso da fenomeno, signori, questo è un sorpasso da fenomeno. Bravo Vale, bravo Kuma, ragazzi, siamo la stessa cosa in questo momento. Lorenzo supera Marquez in questo momento, Lorenzo è campione del mondo, però siamo a Valencia e voglio, come si dice, zittire tutti i tifosi spagnoli. Ci sono anche le ragazzette del Kuma in topless, ma non ci interessa adesso, noi siamo quinti e dobbiamo assolutamente superare velocemente Dovizioso e Pedrosa. Dai Kuma, siamo al 3° giro. Ancora scodate qua in questo punto del tracciato, sempre le scodate comendiane continuano.
Dai Comendone. Mamma mia, ancora scodata, Fiori, non ce la faccio più. Sono veramente, ho i sudori freddi, cacchio. Attenzione, prova un sorpasso forse impossibile, va un po' largo e sbaglia qua, deve stare calmo. Dobbiamo stare calmi. Attenzione, Pedrosa e Dovizioso tentano il sorpasso tra di loro, però si stanno rallentando un po'. Comunque Marquez e Lorenzo non sono distanti, raga, non sono distanti. Qua, attenzione, va lungo, Pedrosa si rallenta. Pedrosa rallenta moltissimo e anche Dovizioso, ciao. Mamma mia che no, ragazzi, sorpasso leggendario del Cume. La miglior gara del Cume forse su MotoGP 15, proprio nell'ultima gara del bye bye MotoGP 15. Qua Dovizioso ci prova all'esterno, ma Valentino è troppo più forte. Raga, siamo terzi e manca ancora un'eternità e sono vicinissimi. Mamma mia, raga, sto... Per il momento, ma stiamo zitti, non portiamo sfiga, stiamo completando un miracolo. Dai, cazzo, sarebbe bellissimo vincere in casa dei due stronzoni, dai. Siamo a metà gara praticamente, tira fuori un po' il gambino Rossi, ma non troppo. In questo momento il Magnifico è campione del mondo, Ma voglio vincere io, voglio vincere in terra spagnola. Dai, raga. Tutti insieme per finire al meglio su MotoGP 15 andare alla grande su Valentino Rossi The Game. Spero di fare anche una diretta giovedì tutti insieme, così ce lo gustiamo insieme. Attenzione, vai Cume, dai. Bisogna studiare la situazione, non voglio affrettare i tempi, ho tanti giri per poter superare Marquez e Lorenzo. Anche il secondo posto chiaramente non mi basta perché Lorenzo ha gli stessi miei punti, quindi se vince sta davanti. È anche difficile commentare, raga, è veramente dura perché la posta in gioco è altissima. Sicuramente per adesso è una delle migliori gare in carriera, Attenzione qua, Marquez è pressato e ne sbaglia, Marquez sbaglia e andiamo davanti anche a Marquez. Fiori, siamo secondi. Second place nell'inglese di un Cume perfetto. Per il momento, raga, non sto sbagliando niente. Non stiamo sbagliando niente, ma stiamo zitti, non portiamoci sfiga, non gufiamo. Il Magnifico è primo, ma il distacco non è tanto, ragazzi. 8 decimi, dai Fioi. Dai Cume, prova un internazzo. Questa non è stata presa benissimo, Fioi, sono teso, ci può stare perché siamo in una situazione abbastanza critica. Abbiamo fatto una remontata in terra spagnola devastante. Dai, tanto passano moto anche nella realtà, anche qua sotto casa mia, bene. Mamma mia, come mi sono visto fuori, Fiori, mi sono visto fuori. Qua il Cume era fuori, ma si salva. Non ne posso proprio più. Dai gara, vai a fare in culo. Queste sono le canzoni del Cume quando è nervoso. Scusate, sono veramente andato. Tanto la torsida spagnola è in silenzio perché Rossi veramente sta completando un capolavoro. Attenzione ancora qua. Lo stiamo studiando, ragazzi. Non posso rischiarmi di cadere perché se cade è finita. Mamma mia che gara, però una delle più belle veramente della carriera e sono contento di finire così. In ogni caso siamo grandi. La difficoltà massima. Attenzione qua, va un po' lungo forse Lorenzo. 5 decimi è la difficoltà massima. Fisica massima e con questo tracciato insidiosissimo Valencia bagnato. Attenzione, qua ci può provare il Cume. Attenzione, il Cume, l'interno del Cume. Vai Cume. Attenzione, va un po' largo, forse Lorenzo mi supera di nuovo. Però siamo là adesso, ragazzi. Dai che ci siamo. 3 laps remaining nell'inglese di un Cume purissimo. Mamma mia, qua, attenzione, stacca tanto presto Lorenzo, siamo un po' lunghi. Lunghi. Bruttissimo, mamma mia. Che mi sono visto fuori. No, non posso andare avanti così, non posso. Il De Cresi è tornato, ragazzi. Hashtag il De Cresi Cume. Il De Cresi. Ancora, madonna, ancora. Non ce la faccio più, raga. Deve finire sta fottutissima e stronzissima gara. Dai, raga, dai, porca di quella mignotta. Dai, Comendino. Lo stiamo ancora studiando, abbiamo fatto un sorpasso ma abbiamo sbagliato 2 volte purtroppo, nell'ultima curva e nella prima curva il Magnifico ci ha superato. Attenzione, qua ci prova, il Cume si appoggia leggermente, non cade Lorenzo, non cade il Cume è primo.
Fioi, mamma mia, ancora scodatissima del Cume, ma siamo primi. Siamo in first place. Siamo in prima posizione, però manca ancora troppo. Mancano 2 giri e mezzo purtroppo. Mamma mia, ancora. Le gomme però ci sono, le gomme ci sono. Col bagnato è un po' più semplice tenerle. Attenzione, la torsida è impietrita. Tutta Valencia è impietrita. Valentino vuole il 10° mondiale, lo voglio regalare io, cazzo. Ok, rettilineo. 2 laps remaining. Perché l'inglese del Cume è sempre di madrelingua. Dai fioi. Lorenzo Marquez. Marquez sta perdendo un mondiale che aveva già vinto. Come al solito Marquez ha a volte dei momenti di pazzia. Però stiamo facendo una rimonta in 3 gare, una rimonta epica. Una rimonta che va al di là del genere umano, ragazzi. Siamo extraterrestri, però stiamo zitti e stiamo buoni. E sto cercando di gestire, ragazzi. Lorenzo non è lontano. 6 decimi, cazzo, non guardare l'intertempo, come guarda la strada che è meglio. Dai, come se è vero che su motocross fai cagare, in MotoGP ci siamo, se penso come abbiamo cominciato, veramente siamo veramente abbastanza bravi, dai. Questa veramente serve una vittoria pesantissima, raga. Comunque ricordo che su Valentino Rossi The Game non ci sarà neanche la traiettoria ideale. E spero veramente di avere un bel seguito come su MotoGP 15, che è stato veramente un anno meraviglioso con MotoGP 15. Ci siamo divertiti tantissimo, tanti mondiali vinti con Cume, adesso questo con Valentino speriamo, stiamo buoni, stiamo zitti, però me lo posso mangiare solo io adesso. Me lo posso pappare solo io. Un giro e mezzo, ragazzi, un giro e mezzo per la gloria, questa è veramente la gara della vita del Cume. Se vinciamo è la gara più bella della storia proprio nell'ultima gara di MotoGP 15. Signori, veramente il Cume è strano, raga. Il Cume è strano. A 3 gare della fine era finita e adesso stiamo all'ultimo giro e siamo primi. Mamma mia, guarda, è indietro Lori, eh. Lori è indietro, è 1 secondo e 2. Final lap, come indiano. Adesso poche parole e concentration, please. Dai fiori, dai. Mamma mia. Stiamo rallentando. Stiamo rallentando, stai calmo come, stai calmo. Siamo a metà gara, siamo a metà dell'ultimo giro. Prendila bene, perfetto. La torsida è impietrita, ragazzi, sono tutti impietriti. Valentino, l'occasione della vita. 8 decimi, abbiamo perso tantissimo, 4 decimi in mezzo giro. Mamma mia, dai, Cuba. No, non ce la faccio, raga, è finita. Raga, l'ultima curva e siamo campioni per la 10ª volta. Ho fatto l'impresa, la più bella gara del Cume della storia, raga. Final curve nell'inglese perfetto. Final curve, la affrontiamo bene e siamo campioni del mondo, incredibile, è incredibile da 25esimi. Signori, questa è un'impresa titanica. Hashtag l'impresa della vita. La gara della vita. E vaffanculo. Ragazzi, l'abbiamo fatta, salutiamo MotoGP 15 in maniera devastante. Tra breve la regia ci porterà al parco chiuso. Siamo stati grandi, abbiamo vinto di 4 punti da Marquez e 5 da Lorenzo, mondiale di Cume come al solito, incredibile. Raga, ci congediamo da MotoGP 15 alla grande, non vedo l'ora di partire con Valentino Rossi The Games, spero di avere, ripeto, lo stesso seguito con il MotoGP 14, 13 e tutti quanti. Vi ringrazio, siete meravigliosi, spero che sia apprezzata sta gara perché è una delle più belle in assoluto del Cume. Con le immagini del podio, raga, un saluto dal Cumendone veneziano. Ciao! I suoi festeggiamenti completamente meritati, ha saputo imporre il suo ritmo alla gara e nessuno è stato in grado di tenere il suo passo.